Buonasera a tutti, siete voi, te non guardate oggi di Vinnichi, le sumere delle lampade, la tua messa, e 26, bene, abbiamo mostrato, non è stato possibile, che hanno andato a Tepilora, che abiti già lì in Tepilora organizzata da Eachimuso, e poi dopo a Santo Ioanne, che di Saesta e così via, quindi che scuola tua e non è stato possibile di hackere i tenovela e quindi Carchinova Deresi la recuperiamo oggi, la recuperiamo, intanto torniamo a esa videata normale, torniamo su e andiamo con il Begoi e cominciamo diretto da baitare come si presenta Saida. Questa però voglio che gli presentare da un'angolazione diversa, insomma, ecco, questa è Saida nostra oie, e oltre si evidente si presenta il suo chilo coculato, si presenta, ecco qua, cioè, resta il mese coculato, poi tutto da dire, e, e vabbè, poi vi darò una scorsa lavallo, quindi vogliamo pensato della intunnare, dovrò e de verde la nostra, insomma, deve inquadrare in una cornice uno spazio diverso. E Giamatti mi sono incorniciato into di una foresta di flores, insomma, che a che piacere veramente a non vedere, insomma, ecco. Bene, quindi questa è la cornice in che sono posto io, che flores bougainville, un'ala, satera, poi altre flores de varios tipos o insomma è una bellezza veramente. Bene, brincamos da innanzi e andiamo su Saravallo, ecco lo Saravallo, e se non nada toglie il mese coculato, poi tutto da via e poi adesso, ora adesso schim di ortedie, cocula adesso tutto 27 gradi, è la temperatura massima. Crasa, andiamo a Crasa, a Martisi, sole preno, viene già Saldua, poi un po' cocculata e a ora adesso 8, ma scusate, adesso 6, non si presenta pure, perché il motivo di Abba. Assunesi, Gainata. Bene, poi ieri è stata, ecco qua, così no, per esempio, in Tepilora, e non avete l'iniziativa di una DIE in Tepilora organizzata da Sossio Achimolo, no, che Giancarlo e Giorgio, che appunto l'ho intervistato, ma non è Nebilinea, vorrà dare l'intervista indifferita, insomma, ecco. La Papone Rito di Costumanzano, rette naturalmente per Mitinne, e no che poi abbiamo su qualche fotografia di Santo Giovanni, ecco, no, che una piscina a caldo, e lo scado chiaramente, anche per esempio il festa, anche in Calesia all'Occo, però la fotografia di Santo Giovanni era pubblicata già a Barna e quindi la potete avvaitare in Piagheni, insomma. Andiamo verso l'appuntamento è su Decche 9, il romanzesu, quando il sole si ferma, il solstizio di Lavandria, archeologia e astronomia, cuore della Sardegna, 19 giugno, dalle ore 20, presso il sito archeologico di Romanzesu, conferenza e osservazione del cielo con telescopi a cura dell'Associazione Astronomica Nuorese. Ore 20, conferenza e il solstizio di Romanzino, ore 21, osservazione ai telescopi, racconti, trametti e astronomia. Ingresso libero, info e prenotazione a suo telefono 333 32 32 no scusate 373 32 6 uniche 346 373 23 71 759, questo sono il suo telefono, a sua scala telefonare poi eventuale prenotazione, o informazione. E non che poi abbiamo
Pusti casa mercoledì, che 7 de lampada, sa 7 e mesa, il primo appuntamento, lo autunno in Barbagia, Cortes Abertas, chi in Biziana e su Kimbe e Susese, dei capitani. L'ordine del giorno sarà il seguente, proposte autunno in Barbagia 2026, pure varie ed eventuali. Sono invitate a partecipare tutte le associazioni cooperative, titolari di attività produttive, artigianali, di commercio e tutti coloro che sono interessati a prendere parte alla manifestazione al fine di presentare la loro proposta e la loro adesione. Poi vamos a un altro appuntamento, questo è martedì 6, che cioè Crasa, alle Lampate, alle 18:30, Biblioteca Comunale, l'Ozio Culturale Sinnos e Biblioteca Comunale organizzano in collaborazione con l'Ozio Rugolostio poesia di Maria Teresa Rosu, poi da Giuseppe Massida, Diego Asproni, il professor Dinamanca dell'Università di Sassari. La lettura de esas poesías es a cura de Ivana Baldino, Giovanni Carlo, Maria Antonietta Goldi e Giuseppe Massida. Questa partecipazione sa cantante Lena Galte. Però chi visti TV mai probabilmente non ha poter essere presente e può altri impegni del carattere politico. Bene, andiamo, ah no, mi mancano le prime pagine, mi mancano, oh porca miseria, scusate che mancano le prime pagine, non sono state trasmesse da 1923. Un attimetto, provvediamo subito. Sì, sì, mi manca cosa. Un attimo. Ecco qua, poi arrivano. Intanto non si sono arrivati a Gino Ruio, il nuovo sindaco subito al lavoro, doppiata a Cano, che ora entra in minoranza, lo farò con serietà, la serietà di sempre, la sindicati insomma per la selezione, come sta in minoranza, un plebiscito popolare ha premiato la candidatura di Gino Franco Ruio, 60 anni, ispettore del corpo forestale, che dopo 675 voti è diventato il nuovo sindaco del paese. Lui prende il posto della ricercatrice universitaria Antonella Cano, che con la sua lista si è fermata a 306 preferenze. Lei che sindaca affida ai social il suo messaggio di commiato dalla comunità. Si conclude una stagione della mia vita amministrativa che ho vissuto con passione, dedizione e senso del dovere, scrive. Lo faccio con il cuore colmo di gratitudine verso tutti coloro che mi hanno sostenuta, incoraggiata e accompagnata in questo percorso. Benissimo. Sardegna anno 1943 e sul libro pubblicato adesso Unione Sarda, l'anno della grande fame, dal conflitto di Manironi a Radio Brada, gli arresti di Jacopiu, la visita di Mussolini nella provincia del Littorio, le cronache, le foto, le testimonianze nel libro in edicola a Colla Nuova, scusate, non Unione Nuova Sardegna, mi sono sbagliato. L'anno della svolta ha il marchio della fame e della paura, ma è anche carico di speranza. È il 1943, tra i peggiori anni della storia della Sardegna, l'anno che porta nell'isola la guerra dal cielo. Dunque la carestia, la fame, Zagana e sul 43 si dice in sardo ancora oggi l'anno della fame per antonomasia. Nuoro apre il 1943 con una notizia di prima pagina.
11 gennaio vengono arrestati l'avvocato onorevole Salvatore Manironi e il suo fattore Berto Mereu e il veterinario vitese Ennio De Logu, accusati di spionaggio dal regime fascista. Vengono condannati e rinchiusi in carcere, prima in Sardegna, poi confinati a Isernia insieme a due pescatori di Siniscola, Francesco e Domenico Ogno, padre e figlio, e a Sebastiano Mereo Pattore, ottantenne anche lui, di Nuoro Mezzadro a Jacopiu, nelle campagne di proprietà della famiglia Manironi. C'è storia, quindi, io sul libro Bilapo, questo episodio che conta de Manironi e de su Vizzichesu, insomma, Ennio De Logu, voleva leggere questa storia da conoscere. Mi dimmi intanto che sta arrivata, no, non sono arrivata, mi dispiace per la sua pagina e quindi proviamo a vedere a vedere se arriva. Ecco. Se bisogno, ecco qua la sua pagina, la Yuki Musinocche, vacanze, la Sardegna la più cara d'Italia, asso utenti narrata nell'isola, i rincari maggiori, pesa il costo dei trasporti. Beh, è chiaro che magari devono spaccare un sacco in anni per il trasporto. Hamilton, Ruggito Ferrari, la Ferrari questa via ha vinto il campionato, cioè la corsa a Barcellona, e quindi fa che ne sta è tanto che sono tifoso della Ferrari, sono fa che ne resta. Paura per una bimba sarda, dimenticano la figlia all'autogrill, poi tornano indietro a riprendere, scopertato che ne erano comparso mio dei fondi che incalassato lo spizzinello in cui su rifornitore che lei che investe sessita ad Sassari, arrivata a fornire un sterile di manate ai bambini, e i bambini in casella così tornata anche all'ospitale. Export, calo del 21%, l'AI penalizzati dal caro traghetti. Blocco dei bovini, Salaris intervenga subito. La regione, caos nel trasporto merci. Dal canto a tenore al rap, quando la rima suona in sardo. La nuova estate nasce l'Imbas di Chicurrenti. Nasce un gruppo, quindi l'Imbas Chicurrenti. Bene. Andiamo da innanzi, adesso io sono Unione Sarda, USA Iran, c'è un accordo di pace, annuncio del Pakistan, Teheran conferma, Trump riapriamo Hormuz. Guardie mediche nel caos, sanità, assistenza decimata nei centri turistici. Sardegna assediata dal fuoco, paura in una casa per anziani. Andiamo qui da pagina interna, un attimino che abituiamo ad arrivare, ecco qua questa è la mugiaista, ecco la qui da seconda pagina. Ecco una pagina, sull'articolo del giornale che sono vestito serio, se già vedi se il giornale l'ha comprato dopo che sono virato dai Santo Ioanna, quindi non mi sono avvezzato che biti lo cambia appunto de probano i salvidas e chi pur visti este interessato e l'ugula e pur anie. Allora Don Antonio Cossedo lascia Lula per guidare la parrocchia di San Giovanni Battista da Budoni. A Lula e a Onani arriva da Bitti Don Antonio Corso, Don Totone, che sarà anche cappellano del santuario di San Francesco. Don Salvatore Goddi lascia Orgoso per approdare a Bitti e guidare le parrocchie di San Giorgio Martire e Santissimo Salvatore di Gorfai. Allora, questa sono la nuova, insomma, in total due sul giornale, le pubblicate del giornale, se no la Sardegna, non voluto leggere, che tanto este esattamente Samati si ricorda. Chi este Don Salvatore Gulli? Beh, lui dimostra in questa fotografia Don Salvatore Gulli è scusto,
di Eurune, noi canto sono usata, quando è stata la cosa, non è stata che in 28 mi pare, te, quindi più o meno essere settate del 88, insomma. Penso, insomma. Ecco, questa è un'altra fotografia, ah, e su probano chi ha bene a visto. Andiamo da innanzi, cure di notte, negli weekend la Sardegna abbassa la guardia. Le ASL accusano non ci sono medici disponibili per coprire i turni di giugno. Continuità assistenziale a singhiozzo o inesistente in molti paesi. Copertura dei turni di giugno dei presidi di continuità assistenziale, i 10 casi più critici, Virgoli il 0%, Logosanto 0%, Orosei 2,5%, Aristo 12%, Lula 27%, Santa Teresa di Gallura 30%, Tertenia, Bergale, Ilbono, Talana, quindi già copertura dell'assistenza sanitaria è veramente, ma veramente bassa, in che poi a Mulbitti 67%, Sola Russa 70%, Bari 75%, Bari Sardo, scusate, Oristano 75%. E quindi visti este namul traso, scrivono una copertura mensile. Numero unico 11 160, il cumulo dei gol che è poi facile. Kente 6, chi Kente perché 7. Questo è il suo numero unico. Del Sario, project manager bianchi, servirebbe una maggiore informazione. Numero unico 116-117, l'aiuto alternativo. Il 116-117 è il numero per le cure mediche non urgenti, che risponde sempre giorno e notte, festivi compresi, spiega il project manager Alessandro Bianchi. Noi innanzitutto siamo collegati a tutte le sedi di continuità assistenziale dell'isola, al momento 133 postazioni con un bacino d'utenza di circa 1 milione di persone e tra qualche mese anche alle restanti 70 e copriremo l'intero territorio regionale. Siamo in grado di dire all'utente in tempo reale qual è la guardia medica aperta più vicina, dove si trova, oppure possiamo farlo parlare con un operatore professionista che in base alle sue problematiche potrà indirizzarlo verso il percorso assistenziale più idoneo e disponibile. In caso di urgenza trasferiamo automaticamente la conversazione al 112, quindi un bello servizio fino a scurto. Andiamo da innanzi, Stagliane vuole la regione ed è bufera, cioè questo dimostra Gallo che la sorte della Sardegna si decide, no? Noi non dobbiamo decidere nulla. Decide il dottorino, Stagliani come fa? Ha lanciato un'oppa su della Sardegna, cioè in realtà la Sardegna la chiamiamo noi, che commente Inge, che è sicuro il centro-destra, che torde perché secondo noi su Rabala e Donzana, e quindi che la regione assicurata a Forza Italia. Gli alleati sardi al vicepremier di Forza Italia Linarano si decide qui, e Linarano da Inocchia, noi sardi al vicepremier, non a Roma, cioè anche in finta insomma di disinchiettirare, di stracciare le vesti come tenevano in Italia, però disinchiettirare solo un bottone della sua camicia e poi si bisogna che in diritto tornare così. Però intanto appena, ma sempre che in una catena che lo lega in modo tale che non possa mossa. Lo statuto è vecchio, no, che parla comandini, niente meno, serve un nuovo patto tra le varie regioni, guardate bene, che quindi diciamo, che questo è carenare.
tra le varie regioni. Noi entriamo a diventare minestra del nuovissimo minestrone, cioè del minestrone della sua regione. E quindi le specialità che chi oggi gode di Sardegna non serve di diventiamo un minestra del suo minestrone e quindi niente è speciale, una minestra è uguale a Sardegna. Ecco qua i test, serve un nuovo statuto tra le varie regioni. In Sardegna dobbiamo pensare ad una nuova forma di autonomia e di federalismo, guardate bene, a una nuova forma, non di carattere speciale, ma nuova forma, partendo dal fatto che probabilmente neanche lo statuto sardo serve più, ecco qua, non serve più. È la riflessione di Pietro Comandini, Presidente del Consiglio regionale, che ha promosso la commissione speciale sulla legge statutaria e le norme di attuazione, riprendendo i contenuti del suo intervento al convegno di Oliena. E non vanno lanciato un'opera su Mario Meli, come Mario Meli non è sposo un artista. Este ha che parte di sua cultura politica esogena, cioè italiana, insomma. Contenuti nel suo intervento al convegno di Oliena dedicato a Mario Meli. Guardate bene, non baiato uno sardista, però un convegno, atto, gruppo, è uno gigante sardista, però non baiata nessun relatore sardista. Comandini ricorda che siamo la regione autonoma che meno nei decenni ha applicato le norme di attuazione, 33 volte, a fronte di regioni che ne hanno fatto richiesta per oltre 200 volte. Mentre ci interroghiamo su riforme prive di visione, fatte sotto la spinta del populismo e per seguire la pancia del paese, e mentre a Roma si discute di quale legge elettorale sia più adatta a far vincere le elezioni a chi fa, a chi la fa, beh, ma tutto quanto la legge sono state fatte a Gaia. Non è che qui la sono inventata a scuola. Allora, a chi la fa, in Parlamento sono arrivate le richieste di 4 regioni ordinarie per ottenere, grazie all'autonomia differenziata, ben più di quanto viene previsto negli statuti autonomi, compreso il nostro. Quindi abolimolo di statuto autonomo, questo è Sardegna. Questo significa, prosegue il Comandini, che il nostro statuto è vecchio, non per i valori che rappresenta, ma nella sua attuazione. Con l'autonomia differenziata le regioni che si accorderanno con lo Stato potranno avere sistemi sanitari migliori delle regioni del sud, retribuzioni più alte sia in sanità che nella scuola, però intanto la regione Sardegna è capofila contro l'autonomia differenziata. I loro cittadini avranno più diritti dei cittadini di altre regioni e poi c'è lo scenario europeo in cui non si procede più con direttive dei singoli stati. Le autonomie locali devono che poi i singoli stati e le autonomie locali devono recepire. Ora si è passati a regolamenti di immediata applicazione. In questo quadro abbiamo la necessità di un patto tra Regione Sardegna ed enti locali, ma anche tra diverse regioni, per trattare insieme, unitamente con lo Stato, per difendere non solo l'autonomia, ma gli stessi diritti primari dei nostri cittadini. Dobbiamo creare un'alleanza con le altre regioni, una nuova forma di contrattazione con lo Stato, per salvaguardare e garantire l'unità del paese. Quindi la Sardegna non è solo una entità particolare, che ha particolarità sua, chi si pone come ente un ente e un'entità a sé stante che si stato, ma appunto tornando a una minestra, un minestrone che poi si contrappone e si pone in interlocuzione che si stato. Ecco qua, questo è il pericolo che stiamo scorrendo. Vacanze durate nell'isola sono le più costose d'Italia, che sono caro trasporti, altro consumo e asso utenti piazzano le località tra le più care ad agosto. A Baia Sardina una settimana costa 5.000 euro, Stintino nel top 3, cioè nella top 3, cioè praticamente
tra raspuscaras chi bisogna. Questo non è comunque una buona pubblicità. Dimenticata all'autogrill, paura per una bimba sarda. Momenti di grande apprensione lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto che attraversa il territorio in provincia di Salerno. Una bambina di 10 anni di origine sarda che stava viaggiando con la propria famiglia partita dall'isola è infatti rimasta per alcuni minuti da sola in un'area di servizio dopo che i genitori al termine di una sosta sono ripartiti senza accorgersi della sua assenza. L'episodio si è verificato in autogrill lungo l'importante arteria che collega il Sud Italia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la famiglia aveva deciso di fermarsi per una breve pausa durante il viaggio. Nel corso della sosta la bambina sarebbe scesa dal veicolo insieme agli altri familiari o comunque sarebbe allontanata per qualche istante all'interno dell'area di servizio. Al momento di rimettersi in viaggio, però, i genitori avrebbero creduto che la figlia fosse già salita a bordo dell'automobile. Convinti che tutti fossero presenti, hanno quindi ripreso il percorso lungo l'autostrada senza rendersi conto che la bambina era rimasta nell'area di sosta. Solo dopo aver percorso alcuni chilometri la famiglia si è accorta dell'assenza della piccola. A quel punto sono scattate immediatamente le preoccupazioni dei genitori, i tentativi di capire cosa fosse accaduto. Realizzato che la bambina non era in auto, i genitori hanno chiesto aiuto e si sono attivati per tornare il prima possibile nel luogo in cui si erano fermati poco prima. Lavorante è successo già a un amico mio. Export nell'isola in calo del 21%, l'AI pesa il costo dei trasporti, il deputato del PD persi più di 700 milioni, deve intervenire il governo, Bonetetti in mano lo può andare a pettire al suo governo, nessuna riforma dei caratteri strutturali, la Sardegna tra le regioni d'Italia con la peggiore performance dell'export, meno 21,1% nel primo trimestre del 2026. I dati Istat fotografano con chiarezza la crisi competitiva delle regioni insulari rispetto a quelle anche a quelle del Mezzogiorno che registrano invece un segno positivo. Ma scusate, gestionato da Roma ha aspettito l'inserimento in Costituzione dell'insularità, ma non gli spiegate, addite balla è servito, tale se stato il profetto che non usato, dovremmo scoprire. Vitelli fermi nei porti, nelle navi solo i turisti, la le compagnie narrano nel garage c'è troppo caldo. Salaris dei riformatori sulla Olbia Livorno, il blocco potrebbe durare fino a settembre. Il sistema dei trasporti marittimi è troppo fragile, la regione deve intervenire. Bene, con l'AMUR a politica del tipo italiana, tutto è pronto per il nuovo BTP, il valore legato all'inflazione. Oggi l'emissione del titolo, il rendimento, avrà una parte fissa dell'1,6%. Accordo USA-Iran risparmiano le famiglie. A firma del memorandum risulterebbe del 12% il costo della bolletta del gas, cioè di fatto questo accordo ma non si può calcolare né il petrolio né il gas, ma bisogna salmina e quindi un'incidenza tutta questa cosa del 12,6 del 12% di salbulletta. Anicef chiede una revisione per i docenti in pensione a 60 anni, come i militari, però il non ha compreso Anicef. Chi, come si è andata in pensione, che sul sistema contributivo, cioè quindi assaine, vabbè, certo le cose orientano magari in parte sul sistema
pure retributivo, ecco, questo non conviene da se stato, ma una via che verso contributivo puro, uno che può andare in pensione se sta che ti chiede, cioè andando in pensione qui da 60 anni, questo sistema contributivo, un attimo, il sistema contributivo non cambia nulla, solo chi la pensione naturalmente è sto più bassa. Non ci sono dipendenti pubblici di serie A e altri di serie B, soprattutto quando si parla dei diritti, perché un ufficiale militare può andare in pensione a 60 anni senza riduzione di assegno e con riscatto gratuito della laurea non esiste più il riscatto gratuito, mentre un docente deve aspettare 67 anni, non ha la possibilità di lasciare il lavoro prima e secondo la Ragioneria dello Stato nel 1929, nel 2029 dovrà lasciare dopo ulteriori 6 mesi, cioè non solo a 67 anni, ma pure a 6 mesi. E quindi sono richiesta questa un pacchetto di stramba. USA-Iran, accordo raggiunto, Trump riapre lo stretto. La svolta dopo le tensioni per gli attacchi di Israele in Libano. Cioè, chiaramente Israele ha approfittato dell'ultima base che poteva bombardare e ha bombardato. Niente più sanzioni, ma il regime cede su Hormuz e l'uranio. L'impegno a non avere armi nucleari, lo stop ad un ulteriore arricchimento dell'uranio, la riapertura dello stretto di Hormuz e le deroghe statunitensi alle sanzioni petrolifere, con un accordo definitivo che sarà discusso entro 60 giorni dal raggiungimento di un'intesa fra le due parti. Sono i punti fermi della bozza finale del memorandum di Islamabad. A scriverlo ieri era Reuters Online, che citava un alto funzionario iraniano, mentre si attendeva ancora la firma che darà il via alla seconda fase dei negoziati tra Iran e USA. Di seguito il contenuto della bozza come riferito. Poi la leggo. Secondo il testo, l'Iran riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, mentre gli Stati Uniti revocheranno il blocco navale sui porti iraniani. La revoca del blocco USA inizierà immediatamente dopo la firma del memorandum e sarà completata entro 30 giorni. Nucleare, con il memorandum Teheran si impegna a non produrre né acquisire armi nucleari. In attesa di un accordo definitivo, l'Iran manterrà lo stato attuale del suo programma nucleare, astenendosi da ulteriori arricchimenti dell'uranio. Mi manca poco questo uranio, chiunque all'arricchire può arrivare a questa bomba nucleare. Nel documento gli Stati Uniti acconsentono a permettere all'Iran di diluire le proprie scorte di uranio altamente arricchito sul territorio iraniano nell'ambito di un futuro accordo globale. Il programma nucleare iraniano, le attività di arricchimento di uranio ed i meccanismi per la gestione delle scorte di uranio altamente arricchito saranno oggetto di negoziati entro 60 giorni dalla firma del memorandum e definiti in un secondo accordo. Vabbè. Cade un aereo in Missouri, morti pilota e 11 passeggeri. Paracadutismo ricreativo, cioè praticamente in Achenne, paracadutismo purtroppo mischino, siamo qualche guasto di aereo o qualche che in questo tancamo si tenova le oie, scusate il disturbo, ma va sempre qualcuno che non comprende che io a quest'ora non posso rispondere a nessuno. Buon saluto e buona die a tutto canto. Intanto torniamo da questa bella cornice immacolata in turno che in questo bello flore, e buon saluto da questa bella cornice a tutto canto dai siti nuovi.
mentre vedere e buon a tutto dai pizzichi a chiuso e mentre la casa.